Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Questa sera comincio sola, qui si dice meglio soli che mal accompagnati, no scherzo. Comincio da sola in attesa che rientri anche il marietto e che si aggiunga alla combricola. Spero riesca a fare per tempo, ma purtroppo c'era una commissione inderogabile e quindi ci siamo un po' divisi i compiti. Comincio io, questa sera comunque ci sarò, quantomeno io per tutta la durata della diretta, quindi cari amici, cari amiche, non tiratevi indietro da tutte le domande che volete fare, nel senso siate partecipi, presenti, intanto sono molto contenta di ritrovarvi come ogni settimana, vi ricordo infatti che l'appuntamento della diretta delle Sibille è ogni martedì alle 19, quindi questa sera, ripeto, ci sono io per cominciare, spero che ce la faccia anche Mario, il Marietto, a raggiungerci, quindi che insomma si aggiunga all'allegra combriccola. Ma cari amici, se arrivate da Facebook, perché vedete, qua c'è un'amicizia che ci saluta dal gruppo, ciao amico, amica di Facebook, istruzioni veloci per tutti gli amici che si collegano alla diretta da Facebook, tornate nel post del gruppo dove trovate proprio l'annuncio della diretta, quindi il post della diretta. Ma prima di entrare, quindi prima di cliccare sul video per accedere alla diretta Facebook, dovete per cortesia cliccare il link www.streamyard.com/facebook. Perché questo passaggio? Perché tramite l'autorizzazione che darete a questo link a StreamYard, Facebook potrà comunicare il vostro nome utente, quantomeno quello che avete messo su Facebook. E così io da qui, che trasmetto in diretta da 3 canali contemporaneamente, quindi c'è il gruppo Facebook, il canale YouTube del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube. Quindi da qua e da questa piattaforma da cui sto trasmettendo riuscirò a vedere il vostro nome, mentre chiaramente questo purtroppo è l'unico Facebook, il gruppo, quindi queste dirette che partono dal gruppo è l'unico canale da cui appunto c'è questo meccanismo un po' farraginoso, ma una volta che viene data l'autorizzazione non occorre più autorizzare per le dirette successive, quindi questi passaggi che vi chiedo gentilmente di fare non occorrerà più ripeterli. Quindi ripartiamo da capo. Cari amici che state assistendo alla diretta dal gruppo Facebook, uscite dal video della diretta, tornate nel nostro gruppo. All'interno del gruppo cercate nuovamente il post della diretta e prima di entrare a guardare il video cliccate sul link www.streamyard.com/facebook. Appena cliccate sul link si apre una seconda pagina che chiede questa conferma di autorizzazione. Una volta che avrete autorizzato correttamente, a questo punto potrete chiudere questa seconda pagina che si è aperta, tornare nuovamente nel video della diretta e da qui in poi verranno caricati i vostri dati così che io possa salutarvi. Vedete, purtroppo è così se non fate questo passaggio. Bene, detto questo, intanto saluto tutti i partecipanti di questo momento e anche quelli che si aggiungeranno in un secondo momento. Grazie, vedo anche già delle domande. Non vi trattengo oltre, non indugiamo oltre prima di cominciare, tranne per dirvi come funziona per porre la domanda in questa diretta. Lo dico regolarmente durante ogni diretta proprio per favorire anche le persone nuove che di volta in volta si aggiungono e quindi per istruire e dare appunto indicazioni. Per rispondervi ho necessità che formuliate una domanda chiara, quindi non mi scrivete io è una data, una lettera puntata all'altra data, cosa ne sarà di noi? È troppo generico e non ho una scia energetica seria. Sicuramente altrove avrete visto io Leone, lui Scorpione, come andrà fra noi? Non va bene, abbiamo bisogno, almeno io, per serietà,
nei vostri confronti, dico: "Ho bisogno di scie energetiche più attendibili". Quindi mi raccomando, scrivetevi il vostro nome, la vostra data di nascita. Se una domanda riguarda l'aspetto lavorativo, date delle indicazioni: "Sono alla ricerca di occupazione", oppure "Sto già lavorando ma, ho un problema con un collega, riuscirò a risolverlo, il collega si chiama così, con questa data di nascita". Quindi datemi tracce energetiche per poter quindi, riuscire ad individuare, a distanza e anche fra le tante persone che nel tempo guarderanno il video, la vostra situazione. Quindi di agganciarmi, scusate, il cane ha avuto un problema, ha fatto uno strano verso. Va bene, il mio Achille. Bene, diciamo Pierluca, grazie. Grazie, grazie. Allora, cominciamo a dare una risposta. Mi raccomando, altra cosa che chiedo, quindi oltre al formulare una domanda chiara e dare le indicazioni e le informazioni quantomeno, energetiche della situazione, vi dico anche che è necessario che restiate collegati, perché quando poi viene scelto la vostra domanda e quindi quando sentite il vostro nome, oltre ai tempi di risposta delle connessioni, non vorrei dover attendere qualcuno che poi è andato a farsi un caffè, è andato a guardare un altro canale di cartomanzia, cioè vorrei che partecipaste e quindi il monologo non mi piace, nonostante in questa diretta non abbiate modo di rispondermi a voce, quindi non si sente la vostra partecipazione, a meno che non decidiate di chiamare il mio numero durante la diretta e quindi vi metto in viva voce e partecipate, quindi come nella trasmissione. Ma io sceglierò dalle domande che compariranno a video, del tutto in modo casuale, quindi non seguendo l'ordine di pubblicazione, ma anche perché voi non avete la reale idea dell'ordine, trasmettendo io contemporaneamente da 3 canali, e scelgo sulla base dei requisiti che ho richiesto: nome, data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, se la domanda riguarda una situazione anche con un'altra persona, anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Bene, detto questo, direi di cominciare. Allora, proviamo un po' con Luisa, vediamo se ci sei, Luisa. Luisa. Se ci sei rispondimi velocemente, altrimenti passerò a un'altra domanda. Vediamo un pochino. Ok, Luisa c'è, benissimo, nata il 10 maggio 77, volevo sapere se mi contatterà Lorenzo, nato il 16 gennaio del 90. Va bene, vediamo se ci sarà un contatto da parte di Lorenzo nei confronti di Luisa. Vediamo un po'. Ma se ti dovessi rispondere solo dal taglio, veramente ti direi di no, perché prigione e messaggero sembra proprio un blocco sulle comunicazioni. Però vediamo un po'. Ma ascolta, Luisa, che mi ero un attimo Luisa, guarda, io ti vedo al presente, vabbè, la linea del passato sicuramente parla di altre situazioni pregresse che ti hanno portato dei dispiaceri che possono essere legati a quello che è stato costruito, a determinati interessi che erano venuti fuori nel tempo, ma anche a cose che probabilmente si sono un po' trascinate per le lunghe. In fondo non è stato facile, va bene? Al momento io penso che lui in qualche modo stia valutando se scriverti o no, ma io la vedo come una lungaggine, come un'attesa, quindi la carta dei sospiri mi fa capire che non è imminente o immediato. Vedo che poi lo fa, però io non so quanto valga la pena. Ho la sensazione che tergiverserà e tra l'altro c'è ancora tutto in ballo con un'altra persona, una persona del suo passato, una persona per cui lui in realtà prova ancora delle cose, ma forse è un po' confuso se impegnarsi o meno con questo qualcuno. E poi nell'esito sinceramente non sono carte positive. C'è giudizio, ci sono comunque
si verranno a creare in realtà delle antipatie, quindi non lo so, sai, per me se anche ti dovesse scrivere comunque una parentesi o quei contatti che dovesse avere con te per qualsiasi sia la motivazione, che è sottintesa nella tua domanda, perché non lo hai chiesto apertamente, io sinceramente non la vedo come una cosa, la vedo come un momento di svago e alternativa a una confusione che lui vive nei confronti di un'altra situazione. Comunque poi, non ti suggerisco di perderci tanto tempo, ecco, sia che tu abbia bisogno di una risposta lavorativa o di una risposta professionale, io non ci perderei tanto tempo con questa persona. Bene, allora passiamo a un'altra domanda, vediamo un pochino. Ehm, proviamo a rispondere a Salvatore di Loren Salvatore in realtà poi si scrive Giuseppina. Allora non so se sei collegata Giuseppina. Giuseppina, se ci sei rispondimi. Ah, Roberta, va bene. Vedo che Roberta ha cancellato una domanda per insomma l'hanno reperita. Va bene, alla prossima. Bene, Giuseppina dice di esserci. Okay, rispondo a Giuseppina. Allora, Giuseppina da Napoli, 16 luglio 69. Chiedo se ciò che avverto come malesseri sono negatività. Può vedere se ci sono negatività? Peggio dire fattura, grazie. Va bene, vediamo un pochettino l'origine di questi malesseri. Va bene Giuseppina, vediamo un po'. Tra l'altro ho letto in un altro commento un complimento di ma un attacco sembra esserci, eh? Giuseppina, qui compare una nemica, quindi probabilmente qualche persona invidiosa o che in qualche modo ti ha attaccato. Vediamo un po', però l'esito. Allora, ma diciamo che la prima riga si concentra di più su questioni di origine medica, quindi questi malesseri, oppure la paura che questi malesseri possano essere legate a, problematiche di salute, potrebbe anche essere che sia la risposta che hai cercato inizialmente, quindi hai sentito di non stare bene e magari hai prima verificato uno stato di salute. Attualmente comunque ti vedo in una condizione, diciamo così, un po' ambigua, ma non sembra negativa, okay? Però l'origine di questo momento, proprio per via della carta della falsità, non è facilmente individuabile. Quindi oggi stai e non stai e forse potresti ricevere false risposte se cerchi ancora magari vedi che la carta dell'artista spesso parla di quando ci facciamo visitare da persone che sono preparate anche, no, quindi specialisti, e tutti gli incontri, le analisi che potresti fare in questo periodo. In questo momento quindi, ti direi che non si vede, non si evince nulla di che. Mhmm, sembra però sembra però più un qualcosa, questi malesseri forse non sono facili da individuare, ma sembrano avere un'origine medica, farmacologica, quindi qualcosa di non occulto fino a questo momento. Nel prossimo periodo, tuttavia, c'è una persona che si allontanerà e questa persona che si allontanerà, secondo me, avrà pensieri negativi. Quindi questo sì, anche perché poi militare, vedovo, stanza, insomma questa persona allontanandosi, ha un desiderio comunque ehm, di quasi non dico di vendetta, ma insomma non è un bellissimo accostamento. Lì è probabile che si scateni qualcosa, che magari anche solo, la rabbia profonda, certi risentimenti, che come dire, che ormai sono difficilmente cancellabili, certe offese, allora lì vedo un'aggressività e forse quindi risponde qualcosa. Diciamo che il taglio ce l'ha detto che hai intorno una persona invidiosa, ma qui
A me sembra più che la situazione si aggraverà un po' in futuro e forse legata a questo passaggio, questa situazione con una persona. Beh, ti devo dire che sotto un punto di vista di interpretazione legata ad eventuali fatture, ti devo dire che questo sicuramente è un attacco, okay, e quindi devo dirti che magari dovresti valutare l'idea di una protezione. Anche qui c'è un'azione alle spalle, come se ti volessero procurare, no, afflizioni, pensieri. Però, ecco, può anche significare che magari la causa dei tuoi malesseri o che anche questa persona che magari è incaricata, in fondo questa persona potrebbe anche essere uno dei dottori che consulterai, magari a suo modo cerca di dare una lettura, un'interpretazione ai sintomi, ai risultati delle analisi, ma probabilmente potrebbe anche non individuare, suo malgrado la cosa corretta. Quindi sinceramente non si capisce, quale sia il malessere, si capisce che c'è una situazione comunque mista di apprensioni, di vecchi dispiaceri, di cose che comunque anche discussioni e liti con qualcuno che potrebbe diventare aggressivo, che in fondo lo è verbalmente in qualche modo e che magari ti ferisce, spesso e volentieri. Quindi io quello che vedo sono più che altro, emozioni non bene elaborate. Se dovessi tradurtelo ti direi che c'è qualcosa che comunque agisce, in qualche modo e devo dirti che se te la devo dare come interpretazione occulta, sì, ma non è vecchia la fattura, qua non c'è prima, ci sono dopo. Quindi occhio che forse c'è una persona che ha una rabbia poi a un certo punto esplosiva e lì magari può fare danno. Però non ecco, questi malesseri ancora, anche se non ben identificati, si esprimeranno meglio più avanti, cioè voglio dire più sentitamente più avanti. Comunque alla fine, io ritengo che c'è poi un recupero, difficile, faticoso perché fino a un certo punto non si riesce proprio a capire da cosa proviene, ma ho l'idea che se insisti un po' la individuano l'origine e la causa di questi malesseri. Ma io secondo me sono fisici, sono fisici. O comunque sei molto sensibile a certe tensioni e quindi tendi a, psicosomatizzare. Bene, detto questo passiamo alla prossima domanda. Ciao Giuseppina e grazie. Allora caro o cara amica, amico Facebook, certo che puoi fare una domanda, il problema è che non so chi sei, nel senso che ho spiegato all'inizio di autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti attraverso la striscia, quindi la stringa, il link che è pubblicato in cima al post che annuncia la diretta. Quindi se non l'hai ancora fatto, chiaramente perché altrimenti io già vedrei il tuo nome utente, segui questi veloci passaggi, quindi esci dalla schermata della diretta, torna nel gruppo Facebook, clicca, quindi trova di nuovo il post che annuncia la diretta, clicca nel link www.streamyard.com/facebook, una volta che avrai cliccato si apre una seconda pagina, devi autorizzare, quindi confermare l'autorizzazione, c'è proprio una specie di pulsantone orizzontale, clicchi di nuovo lì, fine, chiudi questa pagina, torni nella diretta ed entri proprio nel video, ok? A quel punto se mi scrivi vedo chi sei e certamente sì, puoi fare la domanda. Tutti potete fare la domanda, quindi non scrivete posso fare una domanda, fatela, ponete la domanda e aspettate il vostro turno. Se non riesco entro questa diretta, ci sarà la prossima di martedì, quindi do sempre a tutti la possibilità di avere una risposta, fermo restando che sono anche disponibile in privato per consulti, ok? Quindi eventualmente vi aspetto. Allora, vediamo un po'. Rispondo quindi a un'altra domanda, vediamo un pochino. Vediamo un po'. Marina, Marina ci sei? Dimmi se ci sei, se sei presente.
Intanto vedo, ecco, lei per esempio viene da Facebook e ha fatto i passaggi di autorizzazione. Quindi, Marina, dimmi, rispondimi solo un attimo confermandomi la tua presenza. Procedo quindi poi subito a darti la risposta appena mi confermi, altrimenti, l'ho già detto, passo alla domanda successiva. Marina, ok, perfetto. Quindi Marina, nata il 15 gennaio 75, Sergio il 5 febbraio 66, perché me l'ha scritto in un altro commento qua, che ora vi mostro, quando ha dato conferma di esserci, bravissima. Quindi Marina e Sergio, vediamo un pochino. Ci siamo visti solo una volta a novembre, poi lui sta lontano, avremmo dovuto rivederci, ma io non me la sono sentita perché lui ha avuto altre donne nel frattempo. Non stavamo assieme, ma lui in tutti questi mesi ha creato e mantenuto un rapporto con me, si è preso cura di me. Sono io che non me la sono sentita di rivederlo per paura di soffrire. Quindi la domanda è: forse vuoi sapere gli sviluppi, quindi se ci sarà questa relazione oppure no fra te e Sergio. Quindi vabbè, vediamo cosa ci raccontano le sibille fra voi due. Vediamo un pochettino. Marina e Sergio. Allora, Superbia Speranza, beh, è un uomo che comunque è dedito alle avventure, quindi, e tra l'altro non le nasconde affatto, sembra quasi una forma di vanto, però questo non significa che, vediamo adesso la stesa. Ma sai Marina, va bene così, va bene che lo tieni come un amico alla distanza. Sinceramente ha dei passaggi che possono anche essere a un certo punto interessanti, però vedendolo al dunque non me la sento di metterti in pasto a una relazione con questa persona, come non te la sei sentita tu e quindi in fondo non credo di non sbagliare dandoti una conferma di quello che già sentivi autonomamente. Perché ti dico così? Vedi, già siamo partiti col fatto che l'allegrezza al cuore già ci sta dicendo che è avvezzo, insomma, a coltivare, diciamo, più cose, più momenti. Poi sicuramente ti è stato anche molto vicino e questo non lo mettiamo in dubbio, però lo vedo comunque una persona egoista, eh. Tu dirai: "Eppure io me lo sono trovato in un momento, non è stato", però guarda che lui le calcola le cose. Sicuramente a qualche livello ne aveva o ha calcolato di avere un vantaggio. In ogni caso il sacerdote, il mercante non sono carte di un coinvolgimento o di una persona che è partita con un coinvolgimento autentico. Sembra una persona comunque razionale, calcolatrice, o comunque che calcola anche quanto e cosa e come dire e quanto lasciarsi andare. Adesso c'è un po' questa sorta di, vedi, un momento anche di fiducia, un momento dove può sembrare possibile occuparsi di questa cosa, di quest'inizio, però già vedi dispiacere, stanza, tende a dirti delle cose che alla fine ti lasciano un po' l'amaro in bocca, o comunque ci sono momenti dove, c'è una frustrazione legata agli incontri, forse perché non è sempre facile organizzare stando alla distanza. Guarda, ti devo dire che o subentra un'altra persona che non ti aspetti, mh, e quindi potrebbe darti invece improvvisamente qualche situazione più a sorpresa, più interessante di costui. E con lui sinceramente ti consiglio di mantenere un bel contatto, ma lontano. Vedi che la carta della leggerezza invita o parla di situazioni lontane, alla distanza, quindi con persone che stanno lontane, ma parla anche del dialogo, quindi di mantenere questo contatto.
però sinceramente guarda l'esito e da questo capirai perché ti ho detto non investirei più di tanto lì. Prigione, militare, ammalato, vecchia signora, qua sembra che ci sia comunque un blocco legato a qualcosa che ti nasconde, non si lascerà veramente andare o in ogni caso avrai sempre il timore che stia nascondendo qualcosa. Io è forse un qualcosa che è legato a una persona del suo passato, a un ex o una ex, insomma, dipende, ma io vedi, non la vedo decollare questa cosa, mentre invece sembra che arrivi un'altra persona. Questo sì, questo sì. Allora, passiamo. Allora, bene, Marina, grazie, grazie per aver fatto la tua domanda. Vediamo adesso di rispondere a se c'è. Intanto, Maia, Maia ci sei? Vediamo se c'è Maia. Maia, mi rispondi se ci sei stata scelta e ti do una risposta alla domanda. Prego Marina. Maia, ci sei? Forza! Allora, va bene, volevo risponderti Maia, pazienza, magari ti sei allontanata un attimo, ma devo andare avanti, se no sono tempi morti per la diretta e mi dispiace. Allora, vediamo un pochino, qualche altra domandina. Ehm, Vediamo se c'è Fabio. Ci sei Fabio? Fabio? Dammi conferma se ci sei. E neanche Fabio c'è. Mi raccomando, ricordatevi che se ponete la domanda è cortesia restare, se vi rispondo quantomeno, perché ho già spiegato che non amo fare monologhi, voglio interagire, anzi, guardate per esempio Marina per tutto il tempo della diretta ha partecipato. Ah, bene, quindi devo dire che è probabile che ci fosse Maia. E infatti ha risposto Maia. Benissimo, quindi Maia ci sei? Ti rispondo subito, quindi evidentemente ho qualche problema alla connessione. Quindi vediamo un po', Maia, 7 ottobre 76 se riesce a vendere la casa. Va bene, vediamo Maia velocemente se vende la casa. Ma l'intenzione ce l'hai, forse anche qualcuno che ti contatterà, bisogna vedere perché c'è un po' di fatica, però. Non per il momento, nei tempi che rientrano nella lettura di questa interrogazione, che possono variare, secondo me siamo intorno ai 6 mesi, non vedo l'accordo vero e proprio. Vedo però che c'è una proposta, vedo che sicuramente è una proposta anche tra l'altro di qualcuno che già ha mostrato interesse, e quindi è più probabile che sia un qualcuno che già o l'abbia già vista o che la vedrà tra i primi, quindi diciamo che si vede anche questo, cioè si vede che c'è un qualcosa di proprio un progetto legato alla casa, quindi probabilmente o ne dovrai acquistare un'altra e quindi speri di venderne una per fare un po' di cassa, no? E poter investire altrove, o comunque c'è comunque un momento proprio armonioso legato alla casa e quindi anche una ricerca, no? Un'aspettativa che è collegata anche, vedo, a quest'uomo, potrebbe essere tuo marito, quindi magari state progettando un qualcosa. Come ti ho detto, arriva una proposta e sembra comunque
che in qualche modo troviate un punto di incontro anche, rispetto alla proposta, però poi alla fine, si fanno attendere le risposte anche e quindi anche la proposta, anche se voi diate conferma, poi o loro a loro volta, quindi questi acquirenti a loro volta attendono delle risposte che tardano e non arrivano, in fondo io non la vedo imminente, ci sono delle complicazioni, come se arrivasse qualcosa a bloccare e quindi a creare un po' di difficoltà. Non la vedo la vendita per ora. Ah, sono viva, eh. Allora, vediamo un po'. Rispondiamo ancora a una domanda. A Fabio, perché ha scritto comunque che c'era, benissimo. Fabio, è arrivato tardi, ma spero che tu abbia resistito perché ora rispondo a te. Ti chiedo, aspettando ancora conferma se ci sei, perché avevo prima chiesto a Maia, ma non arrivava la risposta che probabilmente ed evidentemente cercava di dare perché sì, ci sono, l'ha scritto con minimo 3 volte. E allora sono andata a te. Adesso dimmi Fabio se ci sei perché sono pronta a risponderti. Questa volta però aspetto un pochino. Buonasera anche a te Rita e benvenuta. Allora Fabio, perdonami per prima, ma purtroppo con le connessioni a volte succedono queste cose. In ogni caso vi ricordo, cari amici, che ogni martedì alle 19 c'è la diretta. Benissimo Fabio, eccoti. Allora torno a ripescare la tua domanda. Fabio, dov'era? Eccola qua. Allora, Fabio, 22 giugno del 73, come va l'amore nel prossimo futuro? Allora, Fabio, prendi anche il tempo come dire, delle risposte, quindi di quello che sono i tempi tecnici delle connessioni, per dirmi se l'interrogazione rispetto all'amore nel tuo prossimo futuro, se sei single adesso, se sei già impegnato, quindi almeno così vedo eventualmente gli sviluppi di questo amore, però oppure quindi se vedo arrivare una persona, almeno siamo un po' più precisi, quindi se gentilmente mi dai quest'ulteriore informazione. 22 giugno 73 Fabio. Vediamo un po'. Ma allora il taglio sembra dire che c'è un po' di affanno o per qualcuno che sta lontano o perché c'è il timore che comunque nessuno abbia tutta sta voglia di impegnarsi, quindi c'è molta leggerezza intesa come atteggiamento un po' superficiale, non la leggerezza in fondo non è una cosa brutta, ma magari ci sono molte persone che non hanno più intenzioni serie, no? Mentre è probabile che tu le voglia. Allora, senti, quindi vediamo intanto se hai aggiunto un'indicazione del tuo status sentimentale di questo momento. No, non leggo nulla, va bene, andiamo avanti. Bene, diciamo che secondo me si sono verificate delle situazioni all'interno di una cerchia di amicizie e conoscenze, fra le quali probabilmente sembrava potesse nascere qualcosa, quindi potrebbe essere anche la cerchia di colleghi, persone con cui hai avuto in qualche modo a che fare, ma in realtà alla fine non è successo niente di che, vedo questa delusione nella linea del passato. Attualmente c'è evidentemente una figura che ti gira un po' intorno, in un ritorno, ma io non ne vedo ritorni, sai. Qui non vengono raccontati i ritorni, piuttosto invece è una situazione che a questo punto, nel prossimo futuro, percepirai come chiusa. E probabilmente ti devo dire che una persona in particolare si sta parecchio industriando per intromettersi, se ancora può,
scoraggiare eventuali ripensamenti di qualcuno, quindi cioè di questa persona con cui hai chiuso, perché la vedo proprio che c'è una persona che in qualche modo sta intralciando e non poco. E anche se cerchi l'occasione, speri che si presenti la possibilità, no? Quindi ti vedo in attesa a elaborare dei pensieri come se tu pensassi a qualcuno, no? In realtà vedi che qua, secondo me, è chiusa, sai? Ma anche se è chiusa ed è chiusa in un modo che non è piaciuto a te, non avresti voluto, quindi tu l'hai subita anche male, quindi diciamo che nel prossimo periodo probabilmente elabori veramente, perché finora ti vedo abbastanza deluso, ma ancora speranzoso, ancora come se stessi aspettando, invece secondo me finirai di aspettare. Ma qui si vede un qualcosa, una persona a un certo punto si fa avanti, una persona è una vecchia conoscenza o comunque una persona del passato che non è però questa, cioè non è il ritorno. Se mi avessero detto che torna, probabilmente avremmo capito che è la persona con cui hai chiuso. Invece qui è proprio una persona che tu conosci già, qualcuno, forse anche una donna un po' più grande di te, che mostrerà un interesse nei tuoi confronti. E ti devo dire che ci sono delle possibilità che questa donna, già madre, con figli, probabilmente separata, no? Faccia nascere un sentimento. Quindi c'è comunque un qualcosa che crescerà anche molto per via telefono, messaggi e cose del genere. Quindi secondo me ehm, devi guardare avanti, anche se paradossalmente guardi avanti, ma ho già una conoscenza, quella che si farà avanti con te, oppure in ogni caso è l'approfondimento di una bella amicizia, qualcuna con cui condividerai veramente molti interessi. Ed è una persona brillante, anche se potrebbe essere un po' più grande o comunque magari inizialmente stuzzica più un interesse mentale, ecco, come se ti facesse sentire capito, compreso. Comunque, anche se timidamente, la cosa si costruirà con questa persona. Bene, carissimi, io vi ricordo nuovamente l'appuntamento martedì alle 19, vi aspetto, siate puntuali, io cercherò di esserlo e come sempre vi ringrazio per il tempo che avete scelto di trascorrere con me, vi ricordo che potete contattarmi al 347 8702 622 per prenotare il vostro appuntamento in privato, chiaramente avremo più tempo a disposizione e vi ringrazio anche da parte del Marietto che è tornato troppo tardi e ha deciso di salutarvi e di partecipare poi martedì prossimo. Vi ringrazio tantissimo, buon proseguimento di serata e alla prossima settimana. Vi aspetto.